Allora un saluto agli amici telespettatori, siamo con l'allenatore del Viareggio, Mirko De Gerone. Mister, stasera sconfitta qui a Giovinazzo, cosa non ha funzionato nel Viareggio? Vi aspettavate un Giovinazzo così aggressivo, così determinato? Beh, ci aspettavamo un Giovinazzo così aggressivo e determinato per forza, perché comunque il Giovinazzo, l'ho detto più volte, non rispecchia la classifica che ha una buona squadra di giocatori con individualità importanti. Noi siamo stati un po' sottotono, abbiamo pagato sin dall'inizio un po' questa aggressività, siamo riusciti a rientrare in partita e abbiamo sprecato qualche palla in contropiede, non siamo stati lucidi in qualche contropiede, perché secondo me potevamo almeno rimetterla un po' in piedi e lì ci è mancato, diciamo così, un po' di lucidità, ma può succedere, insomma qui non è una pista facile e ripeto, il Giovinazzo comunque è una squadra che secondo me soprattutto in casa dà del filo da torcere a tutti, e se non vieni qui con la testa giusta e preparato in una certa maniera rischi quello che abbiamo rischiato noi stasera. Allora le chiedo anche quanto ci tenete a chiudere bene questa stagione regolare in vista dei playoff, quindi quanto conta per voi chiudere bene anche per non spezzare il ritmo di un'ottima stagione che state facendo? Ma noi ci teniamo tantissimo, siamo ancora terzi nonostante la sconfitta di questa sera ed è la terza partita in tutto il campionato che perdiamo, quindi voglio dire, penso che noi comunque sia al di là del dispiacere di stasera abbiamo fatto un buonissimo campionato, abbiamo altre 3 partite importanti, purtroppo Lodi, Giovinazzo e Monza, quella di sabato, sono attaccate, per noi è un dispendio di energie importante, dobbiamo ricercare subito energie per affrontare il Monza sabato e mantenere quella classifica che abbiamo sudato per tutta la stagione. Ci teniamo tantissimo, non abbiamo intenzione di mollare, nonostante questa sconfitta che nel percorso lungo che abbiamo fatto ci può stare. Allora grazie mille a mister De Gerone, chiaramente nonostante la sconfitta di oggi continuiamo ad augurarvi il meglio per il finale di stagione. Grazie mister. E io mi auguro che il Giovinazzo si salvi, perché è una piazza importante per l'hockey, è una piazza importantissima per il pubblico che ha, e quindi vi faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie.